Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Replay, 28 dicembre 2018. Parleremo di quello che è successo nel turno infrasettimanale di Serie B. Il Cosenza ha pareggiato per 0-0 al San Vito Marulla, mentre il Crotone ha perso in casa contro lo Spezia per 3-0. Il Crotone poi è notizia di qualche minuto fa che si è dimesso l'allenatore Massimo Oddo. Al suo posto tornerà il primo allenatore di questa stagione scelto dal presidente Gianni Vren e dal direttore sportivo Peppe Ursino, ossia Giovanni Stoppa. Crotone che si trova in una situazione molto delicata per quanto riguarda la zona retrocessione. C'è stato un altro cambio in Serie B a Padova, non c'è più Foscarini, è stato esonerato nella mattinata, al suo posto è tornato mister Bisoli, il cui figliolo gioca nel Brescia, il centrocampista. Parleremo anche di quello che è successo nel turno infrasettimanale di Serie C. Ha riposato il Rendi, ha perso il Catanzaro per 2-1 a Trapani, ha vinto per 1-0 la Vibonese contro il Potenza con gol di Cami, 6-0 della Regina in trasferta contro il Matera, ma anche di questo parleremo perché il Matera ha messo in campo i giovani, i ragazzini praticamente della Berretti. Da 3 mesi i giocatori non vengono pagati e quindi ci sarà, come dire, il bis della situazione dell'Acragas di qualche anno fa. Purtroppo questa è la Lega Pro, la Serie C. Di questo e di altro parleremo con Alessandro Russo, Gazzetta dello Sport. Grazie Alessandro per essere qui con noi questo pomeriggio. Buonasera, bentrovati. E naturalmente con mister Gianluca Gagliardi facciamo il bis anche per questo infrasettimanale. Buonasera a tutti, Gianluca. grazie Franco. E allora io direi di andare a salutare intanto Michele Cava che dirige la Camera, poi quest'oggi in regia salutiamo Luca Chito e Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Andiamo a vedere immediatamente i risultati della Serie B con relativa classifica generale. Grazie. Partiamo subito con i risultati. Allora, dunque Brescia Cremonese 3-2, a Carpi il Livorno ha battuto il Carpi per 4-1, risultato importantissimo questo per la formazione di mister Breda. 0-0 tra Cosenza e Salernitana, poi lo Spezia ha vinto a Crotone per 3-0, 4-0 del Verona contro il Cittadella in questo derby del Triveneto, poi a Padova il Benevento ha battuto il Padova per 1-0 con gol di Improta. 3-0 il Palermo sull'Ascoli, 3-0 con lo stesso risultato il Perugia si è imposto sul Foggia e poi il Pescara ha battuto il Venezia di mister Zenga per 1-0. Andiamo a vedere la classifica generale dopo questo, dicevo, turno infrasettimanale, perché si tornerà a giocare appunto nel fine settimana, mentre il Cosenza praticamente dovrà riposare, osserverà il turno di riposo. Questa è la classifica generale. Al comando il Palermo con 34 punti, Brescia con 31 punti al secondo posto, un grosso balzo in avanti per la formazione del presidente Cellino, poi Verona, Lecce e Pescara a quota 29, a 28 il Benevento, 26 per Cittadella e Perugia, 25 lo Spezia, 24 per la Salernitana, 21 punti per l'Ascoli, 20 per il Venezia, 19 punti Cremonese e Cosenza. Cosenza che col pareggio contro la Salernitana di ieri appunto ha raggiunto la Cremonese di Rastelli in bilico, ci dicono i colleghi della Lombardia, anche la panchina di Rastelli. A 16 punti il Carpi, a 14 il Livorno, 13 il Crotone, 12 punti per il Foggia, 11 punti il fanalino di coda Padova, che come dicevo prima il Padova ha appunto cambiato allenatore, è tornato mister Bisoli in luogo di Foscarini. Allora, Alessandro Russo, cosa ha detto questo turno infrasettimanale? Ha detto che chi doveva fare la partita l'ha fatta e ha vinto. Se guardiamo le squadre di casa, forse l'unica sorpresa, che poi forse tanto sorpresa non è la vittoria roboante dello Spezia a Crotone, ma chi conosce lo Spezia sa che in una partita dove l'avversario deve attaccare e con l'acqua alla gola lo Spezia va a nozze quando ha campo per i propri velocisti e i propri giocatori tecnici. C'è da dire poi che guardando la graduatoria, questo finale d'anno
ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, questa spaccatura della classifica a 2 in maniera proprio chiara e netta, con una piccola sorpresa che è positiva, lato Cosenza, che si è abbassato il gap aspettando l'ultima partita con la Cremonese agganciata, ma anche con il Venezia e l'Ascoli, quindi quel gruppone di squadre dovrà contendersi la permanenza in Serie B. Ha detto anche che il Verona ha segnalato in ripresa, è davvero in ripresa, perché confezionare 4 pappine al Cittadella non è mai cosa semplice. C'è da dire poi questo Benevento in rimonta, perché ha fatto una bella vittoria fuori casa a Padova. E poi il dato del Livorno. Il Livorno, dato da tutti per spacciato, ha messo in saccoccia 7 punti, ha fatto una vittoria, ha fatto un pareggio a Palermo, una vittoria in casa, ora è andato a vincere a Carpi e ha fatto capire che ci si possono aspettare le sorprese, anche perché il Carpi vince fuori, perde in casa, mentre la squadra che ha dato più continuità della zona bassa della classifica è proprio il Cosenza, di cui non entriamo a parlare subito, però diciamo che ha fatto questi risultati 3 consecutivi contro il Benevento, la vittoria di Venezia e il pari con la Salernitana, la classica squadra di B che deve salvarsi. Allora, mister Gianluca Gagliardi, perché la notizia del giorno è quella che riguarda il Crotone. Se vuoi aggiungere qualcos'altro a quello che ha detto il collega Alessandro Russo, altrimenti andrei praticamente a focalizzare l'attenzione su queste dimissioni di Massimo Oddo e la notizia di giornata col ritorno di Giovannino Stroppa. Te la parola. Sì, riguardo alla classifica dice chiaramente che innanzitutto, come abbiamo già detto il giorno scorso, che è un campionato equilibrato. È vero che ci sono delle squadre di vertice che stanno prendendo, diciamo, un po' il largo, ma neanche tanto, visto che la B con 2 partite ti ritrovi in alto e altrettanto può capitare al contrario. Benedetta la vittoria di Venezia, questo mi sento di dire, perché è quella che ha risucchiato Cremonese e Venezia, ha consentito il Cosenza di staccarsi e oggi essere salvo. Questo per chi si trova in queste zone, tipo la Cremonese in modo particolare, che è partita con ambizioni diverse, può solo danneggiare dal punto di vista proprio morale, psicologico, mentre il Cosenza sa che deve essere questo il campionato e pertanto ne è avvantaggiato. Benissimo, benissimo, allora grazie a Gianluca Gagliardi. Allora Alessandro, facciamo così, andiamo a vedere prima gli highlights. Io invertirei naturalmente la scaletta, partirei dagli highlights di quello che è successo a Crotone, all'Ezio Scida, questo 3-0 della formazione di mister Marino. Non c'era nemmeno Quereca, tra le altre cose, perché non gioca da 2 settimane per un problema, diciamo, fisico, e quindi il Luca Chito gentilmente andiamo a vedere il servizio che ha confezionato il nostro Gianluca Pasqua, che ringraziamo, sulla sconfitta interna del Crotone contro lo Spezia. Grazie. Non c'è fine al peggio per il Crotone, anche lo Spezia passeggia allo Scida e quella che fino a qualche settimana fa era considerata un'impresa, adesso è diventata quasi una costante. Non è servito cambiare qualche interprete, la crisi ha investito tutti, come un malanno contagioso. I rossoblù di Oddo stanno facendo rimpiangere la squadra del primo periodo del campionato, magari non irresistibile, ma di sicuro meno fragile delle formazioni schierate in questo scorcio finale del girone. È una questione di stimoli e di personalità, elementi imprescindibili per affrontare un campionato di alto livello, indispensabili soprattutto per tirarsi fuori da situazioni delicate come quella che vivono adesso Cordaz e compagni. 2 punti conquistati nelle ultime 9 giornate, una miseria che ha relegato i pitagorici al terzultimo posto. La società riflette sul da farsi a 90 minuti dal termine del girone d'andata e una partita, la trasferta di Ascoli, che come tutte sembra uno scoglio insormontabile per una squadra costruita per vincere, che adesso non risponde più ai comandi e neanche alle strigliate. Non risponde più, diceva Gianluca Pasqua, a questo Crotone ai comandi e nemmeno alle strigliate, ma io ho sentito Giovannino Stroppa, caro Alessandro, nel corso di qualche mese fa, qualche puntata, quando Stroppa, diciamo, non riusciva a trovare la giusta quadra, e le stesse dichiarazioni le abbiamo ascoltate da Massimo Oddo. Ma che succede secondo te in questo Crotone? Tu che praticamente c'hai un po' di amicizie, eccetera. È una squadra che, l'abbiamo ripetuto 1000 volte, costruita per la Serie A. Poi sentiremo anche il presidente di Gianni Vrenna, e questa notte ha rilasciato delle dichiarazioni che effettivamente non sa più a quale santo votarsi, perché poi lo ascolteremo, però in effetti è una situazione veramente paradossale quella di Crotone. Guarda Franco, quest'estate la dirigenza del Crotone, con cui
posso dire di aver lavorato gomito a gomito negli hotel milanesi del calciomercato, aveva fatto una scelta coraggiosa, quella di confermare i giocatori più importanti e toglierli dal mercato, con l'obiettivo sacrosanto di voler tentare il ritorno in Serie A. Alla lunga, evidentemente, questo sacrificio del presidente Vrenna non è stato ripagato dall'atteggiamento dei giocatori, perché Nalini, Budimir, Simi, Stojan, Barberis, Sampirisi, Cordaz, insomma una squadra di giocatori ormai quasi abituati alla Serie A, evidentemente non si è ambientata con la categoria. Ne hanno fatto le spese prima Stroppa, che guarda caso ad un certo punto, ricordo bene, fece delle dichiarazioni al fulmicotone contro i propri giocatori, e non se ne è giovato neanche Oddo, che proprio una settimana fa e anche dopo Benevento, non erro, ha fatto delle dichiarazioni abbastanza chiare nei confronti della squadra. Il risultato è stato che c'è stato uno scollamento finale e definitivo che mette il Crotone in una situazione di classifica incredibile per la forza della squadra, ma il calcio non è una scienza esatta, ci sono delle caratteristiche che portano a dei risultati, ma a volte delle stagioni nascono malissimo. Vero. E rischiano di finire peggio. Il presidente Vrenna in quella intervista, siccome lui è tifoso, è un po' come il presidente Pagliuso all'epoca, no? È un presidente tifoso, si vede proprio in faccia la sofferenza di un uomo che vorrebbe chissà cosa fare per riportare il Crotone in auge. Drammaticamente vero che dal punto di vista ovviamente calcistico, perché poi parliamo sempre di calcio, 13 punti sono davvero pesanti, in attesa della partita di Ascoli che chiuderà il girone d'andata. È pur vero che il Crotone ha nelle segrete stanze ha un direttore sportivo molto navigato, Ursino, ma a volte non basta neanche questo, perché poi sono i giocatori che vanno in campo. È 3-0 a Benevento e 3-0 in casa, mi sembra una risultante pesante per una squadra che adesso deve puntare solo alla salvezza. Allora, Gianluca Gagliardi, se vuoi aggiungere qualcosina sul Crotone, perché poi andiamo ad ascoltare proprio il presidente Vrenna. Ma mi dovrei ripetere la scorsa notte dopo la partita. La puntata scorsa abbiamo detto già tutto e secondo me si è ripetuto, la cosa grave è questa, quindi significa con un 3-0 incredibile. È una squadra probabilmente che figlia di tante problematiche, non può essere solo l'allenatore, Franco. Quando si perdono 7 partite su 9, l'allenatore, ti ripeto, devo ripetere la stessa frase, per quanto è scarso non può fare così male. C'è un ambiente saturo, non abituato perché non è partito per questa situazione di classifica, probabilmente stenta ad accettarla l'ambiente, e quindi ogni partita diventa una corsa contro nessuno, perché il Crotone in questo momento non ha né capo né coda. Io ho visto anche le immagini ieri quando erano finite tutte le partite per vedere appunto come aveva perso il Crotone, e ti posso garantire che al di là dello Spezia che sembravano in 18, quelle del Crotone erano inesistenti dal punto di vista fisico e mentale. Ok, inesistenti hai detto dal punto di vista fisico e mentale, detto poi da un allenatore. Queste sono le immagini che ci sta mandando Luca Chito. Se sì, perché in studio... scusami, ti puoi anche aspettare una reazione nervosa, no? Che porta a delle entrate, a degli atteggiamenti contro un compagno di squadra che vedi magari in difficoltà, invece la vedi una passività da parte di tutti che fa impressione. Ok, allora torniamo in studio per cortesia e chiediamo a Luca Chito eventualmente di mandarci le interviste. Subito dopo la partita in sala stampa si è presentato il presidente Gianni Vrenna. Andiamo ad ascoltare quello che ha detto il presidente prima di prendere la decisione appunto sul nuovo allenatore. Grazie Luca. È un'ennesima delusione, oggi abbiamo toccato il fondo, una prestazione mai vista. Quest'anno ho fatto di tutto è stato il cambio dell'allenatore, prima non andava bene Stroppa, ora sembra che Oddo sia diventato un blocco. Niente, fatemi le domande perché io sono proprio amareggiato stasera della prestazione. La società che è al terzo Montesalari in tutta la Serie B, e vedete i giocatori che la palla tra i piedi gli brucia. Non lo so.
Presidente, ma come si è arrivato a una situazione del genere? Cioè, si è fatto un'idea, ha detto sì, ho fatto di tutto, però col cambio di allenatore non c'erano più alibi. Adesso però è un po' difficile fare mercato con calciatori che hanno determinati stipendi, che di certo non hanno fatto nulla per promuoversi in questi mesi. Come si esce fuori anche da questo impasse? Loro lo sanno che l'altro giorno sono andato a trovarli e eventualmente se affondiamo tutti quanti insieme se eventualmente non hanno mercato. Fine girone di andata, chi eventualmente non se la sente più di continuare alza la mano e la porta è aperta, ecco. Riesco a spiegarmelo anche io, non riusciamo a fare 2 passaggi consecutivi. Durante la settimana ho seguito spesso gli allenamenti, mi sembra una squadra che può affrontare tranquillamente una squadra di Serie A, poi scendono domenica in campo e sono irriconoscibili. Non riesco a darmi una spiegazione, né io né il DS, nessuno di noi, ecco. Anche questa settimana ho seguito gli allenamenti fanno determinate cose, poi giocano in casa, pure oggi, voglio dire, no? Il primo tiro che prendiamo nella nostra porta prendiamo gol e poi non c'è reazione, non c'è quell'orgoglio che, no? Che gli fa uscire fuori la forza per recuperare una partita. Adesso abbiamo la trasferta di Ascoli che è domenica, dopodiché vedremo, ecco, faremo una riunione per fine anno e vedremo eventualmente il da farsi. E la riunione c'è stata già in mattinata, c'è stato questo confronto con Massimo Oddo, il quale probabilmente non si era sentita più di andare avanti. Sono arrivato a un punto d'intesa, non c'è stato un esonero o licenziamento, ma ci sono state delle dimissioni. Sul sito ufficiale del Crotone Calcio è uscita poco fa la nota, si ringrazia Oddo per quello che ha fatto finora, pochissimo per la verità, e naturalmente si ritorna con Giovanni Strop. Parole pesantissime quelle di Gianni Vrenna. Alessandro? Ma cosa dire? Ripeto ancora una volta, lui l'ha detto chiaramente, terzo monte ingaggi della Serie B, quest'estate c'era la fila per Roden, per Narini, per Simi, per Cordaz, il Crotone ha pensato invece a investire, quindi parliamo di un presidente tifoso che è disperato per la propria squadra, ci mancherebbe, perché poi sono degli investimenti importanti, ora non sanno davvero che pesci prende, però chiaramente qualcosa dovrà fare. Il Crotone ha una struttura di squadra, tra altre cose c'è anche il problema del mercato, perché adesso i pezzi pregiati che prima potevano avere un valore sono svalutati. No, adesso si deve andare alle svendite, ma il presidente Vrenna ha detto anche un'altra cosa, che ai giocatori che qualora non ci siano soluzioni rimangono a Crotone, quindi l'indice di pericolosità del campionato è molto alto. Confido e confidiamo nella capacità del direttore Ursino, che è una persona molto radicata, molto per bene, un galantuomo davvero vecchia maniera, che non merita, dopo i sacrifici che sta facendo di vedere la propria squadra così in basso in classifica, di trovare il bando della matassa e condurre il Crotone alla salvezza. Gianluca Gagliardi, allora, che mi vuoi dire su quello che ha detto Gianni Vrenna? La fotografia di questa intervista del Presidente la dice tutta per quelle che sono adesso le sensazioni, le motivazioni, che sono quasi zero, se non zero, diciamo, a Crotone. Questo non depone bene, perché io ritengo che ci debba essere qualcuno che sia da sprone, ci debba essere qualcuno che dia dei segnali di ottimismo anche alla piazza stessa, che poi può andare, come si suol dire, in depressione e causare ancora di più dei danni alla squadra, perché poi oggi la realtà dice che questa è una squadra che non ha reagito né al cambio dell'allenatore né alle sconfitte, quindi parliamo di dignità, parliamo di orgoglio, come ha detto il Presidente, parliamo di tante altre cose, ma parliamo del nulla, perché magari non mettiamo in preventivo che forse c'è una sopravvalutazione della squadra, forse c'è una squadra che non ha alla base quelle cose fondamentali per vincere le partite: voglia, cattiveria, fame. Ci manca il maleducato in campo. Il maleducato si intende colui il quale gioca di meno con la palla ai piedi, però si fa sentire nei contrasti, si fa sentire. Quindi dal punto di vista agonistico.
ma la B è principalmente agonismo. Io non ricordo una squadra che possa fare a meno del suo Furino, del suo Gattuso, di quello che oggi anche la Juve, che in Italia è la squadra più forte, comunque ha Matuidi, ha giocatori insomma di gamba, di sostanza. Crotone presenta Barberis, Nalini, Stojan, Roden, tutte giocatori belli da vedere. Questi che hai citato ieri sono stati messi da parte contro lo Spezia. Ieri ha fatto un turnover abbastanza... Li ha provate pure lui tutte, Non c'è sì, riuscito, però vedi cosa ha comportato una difesa per tre quarti nuova, quella di ieri, cioè una linea difensiva praticamente immobile, in 1-2 si va in porta, sì. Significa che non c'è coesione, non c'è lettura, non c'è combattezza fra i reparti e fra gli stessi compagni dello stesso reparto. È così. Allora, torniamo in studio, abbiamo parlato abbondantemente in questa prima parte del Crotone, ora parleremo del Cosenza. Arrivano un po' di messaggi, Alessandro di Amici, Svipino Sposato, Massimo Diene Salvi, che chiedono qualcosa sul mercato del Cosenza. Ci arriveremo. Qualcosa diremo. Qualcosa diremo, qualcosa dirà Alessandro Russo, ci arriveremo. E io direi di andare a vedere appunto l'altro servizio che ci ha confezionato Gianluca Pasqua, che riguarda appunto lo 0-0 di ieri sera tra il Cosenza e la Salernitana di Gregucci. Salernitana che veniva dall'impresa contro il Foggia, quindi col cambio dell'allenatore, aveva dato le dimissioni Colantuono nelle mani del presidente Mezzarome e del proprietario, che è anche proprietario della Lazio, Lotito, e Gregucci ha ottenuto la vittoria sul Foggia e il pareggio qui a Cosenza. Andiamo a vedere gli highlights. Servizio, grazie. 18 partite, 19 punti, 12 conquistati nelle ultime 9 giornate. Per il Cosenza, dopo il pareggio con la Salernitana, è tempo di bilanci di metà stagione, visto che osserverà il turno di riposo proprio nell'ultima giornata del girone d'andata. Lupi a doppia velocità nel primo round della ritrovata Serie B, un avvio a rilento costellato da incidenti di percorso, ingenuità ed episodi sfortunati, e una crescita costante in termini di personalità e risultati nella seconda parte del girone. Ci mancano 4-5 punti in classifica, dirà in conferenza stampa Piero Braglia, che conta di recuperarli in un girone di ritorno più lineare da parte dei rossoblù, adesso più maturi e pronti per tenersi a galla, in un campionato che il mercato renderà ancora più competitivo. La partita con la Salernitana resterà agli annali come un classico 0-0 con qualche emozione e qualche occasione sprecata soprattutto dai lupi. Questo a guardare quello che è successo in campo tra rossoblù e Amaranto, ma forse stavolta è il caso di alzare sguardo e obiettivi verso gli spalti, perché un altro spettacolo, quasi ignorato dalle telecamere ufficiali, è andato in scena in tribuna B e curva sul Bergamini. Coreografie dedicate a Gigi Marulla, l'eroe che salvò il Cosenza a scapito proprio dei campani, il simbolo evocato all'inizio dei playoff che hanno riportato in cadetteria i lupi e la città. 13.000 spettatori, colori, canti e cori per la partita che il Cosenza non è riuscito a vincere nonostante l'impegno, soltanto in campo però. Benissimo, allora ringraziamo ancora una volta Gianluca Pasqua, erano gli highlights di Cosenza Salernitana, terminata 0-0. Noi andiamo in pubblicità, poi rientreremo in studio, parleremo di quello che è stata la gara contro la formazione di Gregucci appunto, e parleremo del calciomercato sia del Cosenza che del Crotone. Pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Rieccoci per la seconda parte di replay. Allora abbiamo visto gli highlights di Cosenza Salernitana, poi ascolteremo i due allenatori. Tanti messaggi, sms, WhatsApp, Alessandro, che mi chiedono del Cosenza. Vabbè, della partita poi ne parleremo, insomma un risultato importante. Il Cosenza arriva a girare a quota 19 perché poi domenica giocheranno le altre squadre. Il Cosenza osserverà il suo turno di riposo. Allora, vogliamo partire praticamente dal calciomercato, cosa bolle in pentola, perché sono tanti gli amici e i tifosi che ci seguono da casa e vogliono sapere cosa bolle in pentola, sia per il Cosenza. Il Crotone, vabbè, ci sarà un repolista, lo hai detto all'inizio. Soffermiamoci sul Cosenza Calcio. Da dove vogliamo cominciare? Ecco, mi chiedono anche questo molti tifosi, perché non dico che non ci credono, però ieri il Cosenza ha incassato 150.000 euro 0,20 centesimi. Tra botteghino e quota abbonati. Dice, ma non è possibile, come non è possibile? Ecco, questo praticamente è il meraviglioso pubblico di Cosenza. Signori miei, 150.000 euro.
è la prima squadra per quanto riguarda le partite di ieri con il maggior incasso, caro Alessandro. Il maggiore numero di spettatori. Il maggior numero di che spettatori. batte Verona, Torniamo Palermo, in studio. Ecco batte qua. Verona, Palermo. Grazie a Luca Chito, meravigliosa tutte le squadre questa che curva. lottano per la Meravigliosa questa curva. Torniamo in studio, grazie. Allora, da dove vogliamo cominciare? Cominciamo praticamente dal pubblico, perché Vabbè, in mattinata il pubblico è una cartolina straordinaria direi magico. Quando parte la canzone Sembra impossibile, chi tifa Cosenza comincia a barcollare in questo stadio, ma barcollano anche, ecco, la sentite in sottofondo, è una roba ormai britannica, è un pubblico pronto per la Serie A, però bisogna prima difendere la B, quello non c'è alcun dubbio. 13.000 spettatori, straordinaria questa coreografia con il volto di Gigi Marulla e questa frase emblematica che Marulla disse in un'intervista: io non scendo in campo, non è una partita, non è una partita di calcio, quando io scendo in campo scendo, parafraso un po', per difendere la maglia e la storia della città, insomma è una roba da brividi. È una missione. Oggi in un post su Facebook Kevin Marulla, il mitico figlio di Gigi, ha ringraziato tutti per questo grandioso attestato di stima, se mai ce ne fosse bisogno. Poi ieri è stato inaugurato il murale di Bergamini e quant'altro. Partiamo, perché bisogna essere sempre onesti e non creare troppe illusioni. Il Cosenza in questo momento ha 19 punti, un merito straordinario del tecnico e della squadra, di un direttore sportivo giovane, preparato per bene, come Stefano Trinchera, che ha fatto i salti mortali per allestire una squadra così forte in C ed in B per la salvezza. Ma c'è... Qualcuno mi chiede per eventuali playoff, se ci dovessero essere... Io dico poi... che il Cosenza ha diversi problemi da risolvere. Benissimo. Il primo problema, grave, gravissimo, è che il Cosenza non ha un campo di allenamento ed è una cosa dilettantistica per una squadra che gioca in Serie B. L'ha detto Braglia anche ieri sera a fine partita. Vi posso dire, e questo sono stato anche autorizzato a dirlo, che i giocatori sono sul piede di guerra. Hanno dichiarato informalmente che non si alleneranno più su un San Vitino del Morgine in quelle condizioni, perché nessuno vuole rischiare le gambe, nessuno vuole importunarsi, e poi il Cosenza, che gioca palla a terra, il mister ne sa qualcosa, ha bisogno di esercitarsi, ha bisogno di allenarsi. Bene, non si può in Serie B pensare di puntare ai playoff senza avere un campo d'allenamento. Ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Questa... Ma tu sei una barzelletta. Ma stiamo scherzando? Cioè, una squadra che dovrebbe puntare in alto con un pubblico del genere che non ha un campo d'allenamento. Primo problema. Secondo, ci sono molti giocatori con il contratto a scadenza. Prima notizia di mercato: la Feralpisalò ha offerto un biennale a Bruccini a cifre pesanti e Bruccini rischia di andare via perché il Cosenza non gli prolunga il contratto. Diciamole queste cose. Secondo, Mungo ha un contratto quasi firmato che non è stato firmato. Anche Mungo ha offerte sul mercato. Secondo problema. Ci sono delle situazioni che non si possono proprio dire pubblicamente, che riguardano i rapporti con alcuni giocatori e alcuni agenti che non sono chiare e definite in questo momento nel Cosenza. Non è tutt'oro quello che luccica. Purtroppo ci sono problemi che lo staff tecnico e la squadra riescono a tenere celati, che sono davvero pesanti per una squadra che deve giocare un campionato di Serie B. E non bisogna illudere nessuno, perché il salto di qualità tante volte è auspicato. Noi ringrazieremo sempre il presidente Guarascio per quello che ha fatto, ma adesso la Serie B non è più la C, né tantomeno la D. C'è bisogno di fare delle cose un po' più allargate, cercando di evitare poi, e riguarda tutta l'organizzazione del calcio cosentino, di improvvisare delle cose, perché in B il campo d'allenamento, i rapporti con i procuratori e con gli agenti, i rinnovi dei contratti dei giocatori, il DS Stefano Trinchera c'ha il contratto in scadenza. Siamo sicuri che questo non firma per un altro adesso? E queste sono le situazioni. È già successo per Meluso, ma comunque poi sono scelte, qualcuno dirà è andato via, ma queste sono interpretazioni, ma è il calcio, è la programmazione, cioè quel pubblico di ieri sera, Franco, invoca programmazione. Mercato, il Cosenza cerca un portiere, il nome più quotato in questo momento è Frattali del Parma, è il giocatore che il Cosenza vorrebbe portare a sé. In difesa, sondato Ghiglione, subito dopo ha fatto la migliore partita dell'anno contro il Milan, il Frosinone ha detto che non lo vuole dare e il Genoa non lo vuole dare, quindi ci sarà un'alternativa se parte Bearzotti. Perché questa è l'altra notizia, ecco perché non voglio fare il guastafeste, Bearzotti, che aveva l'accordo con il Monza, se non si risolve una situazione burocratica che lo riguarda, non va al Monza,
Quindi è una situazione burocratica, abbiamo capito tutto, che lo riguarda, benissimo. E non va al Monza, al calciomercato queste cose succedono spesso, questo è quello che dice il calciomercato, perché poi i nostri telefoni squillano ad ogni ora del giorno e della notte, ma ci sono gli agenti che parlano, qualcuno dirà qualcosa, non pensiamo che raccontiamo frottole al pubblico di Cosenza, perché francamente, siccome il nostro unico servizio, la nostra mission è quella di essere corretti nei confronti del pubblico di Tenne, del pubblico di Cosenza, della Calabria, diremo le cose come stanno, e le cose stanno in questa maniera qua. Per quanto riguarda invece... Alessandro, scusami, mi fai salutare un amico carissimo, il figlio di Pasquale Grandinetti, Marco Grandinetti, un saluto a te, alla tua famiglia, a tuo papà, a tuo fratello Giuseppe. Seguici sempre, grazie Marco, vai. Poi, per quanto riguarda invece il mercato, l'altra notizia è che oggi è previsto un vertice fra il DS Stefano Trinchera, il tecnico Piero Braglia e il presidente Eugenio Guaraccio, dal quale si traccerà la linea per il mercato. Non aspettiamoci supernomi, ma sicuramente degli interventi mirati sul mercato. Tra le altre cose ci sono dei giocatori che devono uscire, il caso di Bearzot è emblematico, poi c'è la situazione di Perez, in questo momento Perez non ha offerte. Lo sanno tutti, lo sanno tutti. Non ha tutti. offerte. Per Di Piazza c'è un interessamento del Catania. Baclé, che nessuno vuole dare e difficilmente partirà, è nel mirino dell'Alessandria. Poi si cerca una mezzala sinistra, il nome di Sciaudone è quello più facile perché è in un'area di riferimento, ma non è sinistro, quindi è un altro tipo di giocatore. E poi come giocherà il Cosenza? 3-5-2 fino alla fine del campionato? Ci vuole un giocatore alla Ocherè che probabilmente vorrà questo, perché le interpretazioni sono anche su come si deve affrontare il campionato. Se il Cosenza deve giocare in maniera più coperta, come ha fatto nelle ultime partite, e quindi dare sfogo alle ripartenze con i due giocatori, come abbiamo visto ai playoff, con Ocherè e Tutino, oppure giocare più di manovra, perché mettere sul banco degli imputati Maniero è facile, ma non è proprio la cosa più esatta. Perché evidentemente Maniero non è rifornito proprio con 10 palle da mettere in gol. L'unico cross reale in area di rigore che c'è stato è stato nel finale con Baclé. Su Baclé. Baclé ha provato ad inerpicarsi ma non è riuscito a fare gol. Finale per quanto riguarda la questione del mercato, portiere, terzino destro se parte Bearzotti, mezzala probabilmente sinistra e una seconda punta con qualcuno che dovrà uscire. Domanda tecnica, Baez perché non gioca? Evidentemente perché si pensa di fare un 3-5-2 e si pensa di non dare troppo spazio alle ripartenze degli avversari. E questo è quello il dire appunto troppa carne al fuoco? No, di Alessandro Russo, che io vorrei in 30 secondi riassumere. Intanto il Cosenza ha problemi, lo ha detto, perché non c'ha un campo di allenamento. I giocatori si sono lamentati con lo staff tecnico, si sono lamentati col presidente e con la società. È chiaro che bisogna trovare un campo di allenamento, perché così non si può andare avanti, considerato che le condizioni del San Vitino del Mogine non sono naturalmente delle migliori. Ha parlato del calciomercato, ha parlato che Bearzotti doveva andare alla corte di Galliani e di Berlusconi a Monza, ma ci sono dei problemi di natura burocratica, non stiamo qui a dilungarci. Che significa natura burocratica? Si sa che c'è un dare e un avere, quando uno vuole andare via c'è la famosa Bonucci, vabbè, non aggiungo altro. Poi c'è un discorso di acquisti, si parla di Frattali, il portiere praticamente ex Cosenza che sta giocando nel Parma, c'è un altro nome che è uscito nelle ultime ore, Puggioni del Benevento, ma anche Puggioni ha praticamente uno stipendio abbastanza alto, ha avuto problemi con Bucchi, allenatore del Benevento, sembra che voglia andare via, però naturalmente anche lì si parla di soldini pesanti. Ha parlato Alessandro anche di una mezzala sinistra, ha parlato di Bruccini che è in scadenza di contratto, il Feral Pisalò che è allenato da Mimmo Toscano ha fatto praticamente un intervento importante, quindi un'offerta importante per un biennale, ed è probabile che il Cosenza, io dico è probabile, per carità di Dio, che Bruccini possa andare via. La stessa cosa per Mungo che è in scadenza di contratto, però nessuno praticamente dall'altra parte risponde. Gianluca Gagliardi. Ma io rompo un po' gli equilibri, parlo più che altro... No, ma questo è quello che la gente vuole sapere. Sì, Alessandro è stato bravissimo, io ho fatto solamente un riassunto. Vado su un argomento che poi molto si aggancia a quello di cui stiamo parlando, vale a dire un po' il pompiere. Questa squadra ha 19 punti alla fine del girone d'andata, pur facendo il massimo, sta facendo il massimo, è a 3 punti dalla zona calda. Può migliorare, è una squadra migliorabile senz'altro, dove intervenire, sono questi gli argomenti di cui si sta parlando, ma senza dimenticare una cosa,
bisogna tenere presente sempre la realtà. C'è un bilancio, ci sono delle cose già messe in preventivo e che difficilmente il nostro Presidente va a sconquassare o a spostare, che basterebbe anche questo, perché se un'entrata e un'uscita, questi sono gli equilibri che solitamente si fanno quando si va a riparare o si va a cercare di mettere qualche cosa in più in una squadra che deve necessariamente intervenire, ma lo deve fare prendendo dei giocatori sopra la media. Altrimenti ritengo che questa è una squadra che debba vivere su quella adrenalina della fame di chi la B l'ha sudata, la vede come un traguardo da non perdere perché è la sua occasione alla vita, e rende molto di più di giocatori che vestono altre maglie come quella del Crotone, però non rendono alla stessa maniera. Allora andiamo a sentire subito prima Braglia che ce lo chiede, poi Gregucci e poi ritorniamo nuovamente in studio. Allora Luca Chito, Braglia per cortesia, grazie. Io ho visto l'azione di Tutino che poteva finire meglio, ho visto l'azione di Baclé che poteva finire meglio, ho visto la palla che è passata con Baez che era in ritardo. Loro onestamente non mi hanno dato l'impressione che ci potessero far male. Era una sensazione mia probabilmente, però io l'ho vista così. Non era giusto buttare via una partita. Uno può anche cercare di vincere le partite, ma noi siamo in condizioni di provare a vincerle e poi di perderla. Noi abbiamo la nostra filosofia, andiamo avanti, la squadra si è assestata. Io non penso che questo Cosenza, quello che sta giocando ora, secondo me abbiamo una buona base per poter arrivare bene in fondo, per poter rompere le scatole a tutti e per poterci tirare fuori dai guai, per la soddisfazione di tutti. Perciò noi andiamo avanti per la nostra strada. La squadra anche oggi secondo me ha fatto la partita che doveva fare. Il campo purtroppo era abbastanza anche pesante, non è facile giocarci né per noi né per gli altri, però questo è quanto, insomma. La squadra secondo me sta facendo molto bene, si è assestata, non rischia molto, è pericolosa. Dobbiamo alzare il livello di qualche giocatore, perché qualche giocatore nel quale noi ci aspettiamo molto di più, però siamo lì, ora ci sarà la sosta, poi si lavorerà e cercheremo di mettere mano anche a queste cose. Palmiero è il ragazzo che è sempre stato considerato da noi, è uno che l'anno scorso ci ha dato tanto, ogni tanto mi fa incavolare che forza le giocate e io quella è una cosa che non sopporto, perché facciamo tanta fatica per andare a prendere la palla e te la giochi con leggerezza. Un pochino è stato quello, il fargli capire che deve stare attento a come gioca e come distribuisce il gioco, perché per noi è troppo importante. È un ragazzo che ha una personalità incredibile, è un ragazzo che ha gambe, a cuore, perciò noi siamo contenti di Palmiero, è l'unico in questo momento di questa squadra che può dare quelle geometrie lì, perciò ce lo teniamo bello stretto e andiamo avanti. Ok, grazie a Luca Chito per aver mandato l'intervista con Piero Braglia. Arrivano anche altri SMS e WhatsApp. Alessandro, parlano del terreno di gioco, come lo avete visto ieri, perché sembra che in questi giorni la nuova ditta, la ditta incaricata, dovrebbe, io uso sempre il condizionale, rimettere a nuovo e a posto il San Vito Marullo, il terreno di gioco, con la nuova rizollatura, ma principalmente il nuovo drenaggio. Io, per quanto l'ho visto ieri, c'erano alcune zone del campo dove la palla praticamente non rimbalzava affatto, quindi è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Allora, fatto salvo che il fatto che ieri ne parlavamo pure con degli amici, sembrava una partita tipo Rosenborg-Copenaghen, come freddo, c'è una roba da annali, però c'è stato un paio di azioni dove la palla altissima, bam, si è fermata sul terreno di gioco, cioè si vede chiaro che è una cosa posticcia, è come un trapianto, una roba che non sta in piedi da nessuna parte,
e ieri per fortuna non è piovuto. Adesso, il 19 gennaio sembra lontano, ma non lo è. Chi deve intervenire intervenga, mettano il San Vito a norma, il terreno di gioco sia giusto per una gara di Serie B, perché ricordiamo a tutti, il Cosenza non gioca più tra i dilettanti e il terreno di gioco deve essere pari ad una squadra che non dico fa il tiki-taka, però gioca palla a terra, manovra, cambi gioco, poi abbiamo questi giocatori brevilinei che prediligono giocare la palla e dunque il terreno di gioco deve essere in buone condizioni. Probabilmente questa parte sarà decisiva perché poi si va a febbraio e non credo che ci sia il tempo tra semine, poi primaverile e tutto il resto di mettere a norma il campo. Il Cosenza è sotto la lente di ingrandimento, la Lega ha dato il via libera per giocare la partita con la Subiudice potrebbe essere quella del 19 con l'Ascoli? Subiudice, se piove e il campo non va, oltre che subiudice, non ne vedo grandi possibilità di giocare, anche perché ricordiamo la pioggerellina nella gara con il Benevento del sabato, ha fatto sorridere pensando alle tante volte il San Vito sotto copiose piogge nella valle rosso-blu. Si è giocato sempre, Franco, ricordiamo anche partite con la neve, Cosenza Cagliari, partite, ma anche lo scorso anno contro l'Acragas sembrava una tregenda. Siracusa, Acragas, ma insomma si è giocato sempre, adesso non appena scendono delle piogge, altro che Singing in the Rain, qua non si giocherà mai. Sì, la battuta che fece del campo di allenamento secondo me sia... È molto seria la storia. Temo che ci sia bisogno di un campo per giocare. Noi ci siamo rivolti al sindaco, partite. Gianluca l'altra volta ci siamo rivolti al sindaco, ci siamo rivolti al presidente. Il presidente una cosa l'ha detta, dice io vorrei però naturalmente come dire, osservare i lavori perché poi alla fine col Verona siamo stati penalizzati noi, oltre che come città, ma come società, come Cosenza Calcio, perché quello Braglio lo ha sempre rimarcato, una partita che non si è mai giocata, vederla persa poi a tavolino per 3-0. Insomma, ha dato un po' fastidio. Sembra il classico pallone bucato quando va a terra e rimane lì senza... Ma ieri si è visto, c'erano delle zone dove, dove la palla sicuramente si scontra con il contorno che è uno spettacolo da applaudire praticamente almeno per 15 minuti da parte di tutti quelli che vanno allo stadio, perché ogni qualvolta c'è un evento, c'è una partita o c'è un qualcosa che la città sente, i tifosi si superano e secondo me non trascurate questo particolare che io ripeto da 6 anni a questa parte. Sono veramente, non per modo di dire, il 12° uomo in campo, perché una squadra da 6 con questo tifo diventa da 7, da 8. In alcuni casi si salta, in alcuni casi può darsi che viene il braccino, la gamba non va perché l'emozione è tanta, perché io ieri vedendo le immagini in TV ho visto qualche giocatore che era estasiato e magari è rimasto estasiato, bloccato con la gamba perché non andava come al solito e questo può essere figlio della tensione accumulata. Così come per parlare dal punto di vista tecnico non si è vista l'espressione di gioco che avevamo visto a Venezia, una squadra un po' bloccata, forse, non forse, anche un avversario che si è messo a specchio con un vertice avanzato piuttosto che basso come il Palmiero, loro avevano Anderson, si sono contrapposti, c'è stato un 1 contro 1 diciamo, per tutto il campo. Con ritmi bassissimi il primo tempo prodotto. Scusami 0. Gianluca, questa è l'occasione praticamente sulla quale il Cosenza ha reclamato un calcio di rigore. Che per regolamento purtroppo non c'è, perché il regolamento dice qui che è stato allontanato il segretario del Cosenza Andrea De Poli, eccolo qua, vediamo Tutino che tira, lì Mantovani mi pare che sia, si è messo tocca prima il fianco e poi va sul gomito. Comunque urta la palla sia al corpo che sul braccio. Che non è corretta la regola, Franco, sì, perché sì, voglio dire... Io l'ho definito episodio dubbio, molto dubbio. Ma io quando alzo il braccio, con la mano, in ogni caso, impedisco che la palla poi prosegua un suo naturale percorso che può essere... Ma i giocatori hanno richiamato sia l'attenzione del guardalinee che dell'arbitro. Comunque l'arbitro è stato bravissimo perché nessuno si è accorto di questo tocco, lui è stato bravissimo nel vedere la palla che andava prima sulla pancia, sulla parte e poi sul gomito.
Però voglio dire, questo è un dettaglio che poteva determinare un risultato importante, ma che nella sostanza, voglio dire, alla fine il pari è stata la fotografia di quella che è stata la partita, dai. Ok, Luca Chita, allora per cortesia mi mandi il servizio di Anna Franchino sulla Serie C, così dopo aver ascoltato la Serie C vediamo il prossimo turno, non abbiamo tempo per ascoltare Gregucci, vediamo praticamente poi il prossimo turno della B e della C. Allora, la Serie C, grazie. Santo Stefano in campo non solo per la Serie A ma quest'anno anche in Serie C si chiude in bellezza o quasi il girone d'andata per le calabresi e mentre il Rende è rimasto alla finestra in attesa della sfida di domenica, l'ultima del 2018 con la Paganese, le altre formazioni sono scese in campo per affrontare la 19ª giornata d'andata. 6-0 perentorio della Regina Matera contro la formazione Baby dei Lucani a causa dello sciopero proclamato dai calciatori della prima squadra per il mancato pagamento degli stipendi. Gli atleti hanno di conseguenza dichiarato lo stato di allerta e poi lo sciopero, l'ennesima pagina triste di un calcio che dovrebbe regalare solo gioie e mai dolori. Contro la formazione Berretti e con tutti i ragazzi nati dopo il 2000, il compito della squadra di Cevoli è stato davvero semplice. Gli Amaranto ora scalano posizioni in classifica e conquistano un tris di successi consecutivi che li proietta in alto in graduatoria. Bene anche la Vibonese che a Luigi Razza supera di misura il Potenza e raggiunge proprio gli Amaranto a quota 26. Decide la sfida la Rete di Cani che regala i 3 punti dopo 5 turni di digiuno e la sconfitta nell'ultimo turno nel derby con la Regina. Perde solo il Catanzaro in questo turno che chiude la prima parte della stagione sconfitto a Trapani per 2-1. I giallorossi si fermano a 9 risultati utili consecutivi e frenano la corsa ai primi posti. Con la Juve Stabia che vola si fa complicata adesso la rincorsa alle prime posizioni. Il gol di Canutè illude le Aquile che dopo aver giocato un ottimo primo tempo fanno harakiri nella ripresa cedendo agli avversari che in rimonta conquistano un successo insperato che seppur a tentoni li avvicina alla capolista che ora dista solo 7 lunghezze. Ma non c'è tempo per rimuginare perché domenica si torna in campo per le ultime sfide del 2018. E allora l'ultimo turno del, come diceva Anna Franchino, la collega che ringraziamo, del 2018 si giocherà domenica prossima e il Rende ospiterà in casa la Paganese. Abbiamo il prossimo turno, Luca, possiamo andarlo a leggere per gli amici che ci seguono da casa, eccolo qua: Catania Monopoli, Cavese Casertana, Juve Stabia Siracusa, Potenza Catanzaro, Regina Trapani, Rende Paganese, Rieti Matera, Sicola Leonzio Viterbese ed infine Vibonese Bisceglie. E allora andiamo a vedere invece il prossimo turno della Serie B, perché come dicevamo prima nella Serie B il Cosenza riposerà, starà a guardare, naturalmente ci sono scontri diretti veramente importanti. Eccolo qua: Ascoli Crotone, si giocherà pure domenica, Benevento Brescia, Cittadella Palermo, Cremonese Perugia, Foggia Hellas Verona, Livorno Padova, Salernitana Pescara, Spezia Lecce, Venezia Carpi. Allora Alessandro, non c'è il Cosenza in questa settimana. Benevento Brescia è una partita pazzesca, stesso dicasi per Cittadella Palermo, ora non le vedo più. Ecco, facciamolo rivedere Luca, grazie. E niente, c'è Livorno Padova. Livorno Padova, bassa classifica. È una partita decisiva secondo me, perché se il Livorno batte il Padova poi deve fare 30 punti per salvarsi. 30 punti di giorno di ritorno sono tanti. Ha cambiato di nuovo allenatore, è ritornato Bisoli e per il Cosenza c'è questo Venezia Carpi che è indicativo. Allora, è un'altra partita indicativa. Sì, Venezia Carpi è indicativo. Il Cosenza sta alla finestra. Vogliamo ricordare ai tanti nostri telespettatori, ma anche ai tifosi del Cosenza, che questa è una simulazione di quello che succederà a maggio, all'ultima partita. Quindi, prima di... La classifica, Luca, ci mandi la classifica della B, magari per se vediamo la favore. Classifica ne parliamo. Aspetta che Luca Chito ci manda la classifica della Serie B. Sì. Comunque, prima di sognare... Eccola qua. Prima di sognare ad occhi aperti, ricordiamoci che come in un film western, all'ultima partita ci sarà tutta la Serie B appostata per freddare qualche squadra, no? Sì, pronta a sparare. L'ha detto anche Braglia. Allora, se dovessero sparare adesso, il Cosenza rischierebbe un play-out. Va bene? Se non erro, giusto? Sì, se vince il Carpi, giustamente tu dici per lo scontro diretto forse.
Bisogna capire che il Cosenza si deve presentare all'ultima partita di campionato a maggio, dove andrà a giocare non una partita in amichevole a Manaus o contro un'altra squadra così dilettantistica in Brasile, dove ci pare, ma a Salerno, dove ovviamente non credo che stenderanno fiori e rose al Cosenza. Quindi il Cosenza deve presentarsi con 4 punti di vantaggio sulla zona a rischio. Allora, siamo in chiusura, Gianluca. Sì, ma appunto dicevo prima, volendo fare un po' il pompiere, che sono questi 3 punti, quindi va bene questo grande entusiasmo perché è un qualcosa di eccezionale, ma da parte degli addetti ai lavori sicuramente, come ha detto Alessandro, si riuniranno e sapranno capire laddove intervenire e migliorare questa squadra. Prossimo turno, sì, io sono curioso di Livorno-Padova perché io ritengo il Livorno una squadra rinata. Ha vinto senza Diamanti, tra le altre cose, che era squalificato. Rinata con l'effetto Breda, non pertanto per il nostro Lucarelli, ma perché Breda ha dato equilibrio a una squadra, ha messo un po' di gioventù e quindi una squadra che corre un po' di più. Benissimo, allora siamo sui titoli di coda, veramente una puntata interessante quella di oggi. Noi ci rivedremo il 31, sempre alle 15 qui da Teleeuropa Network, sempre col sottoscritto Franco Segheto, sempre naturalmente con replay. Vedremo quello che sarà successo poi nell'ultimo turno del girone di andata, dove, come ha detto benissimo Alessandro prima, il Cosenza riposerà. Grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, sarai con noi anche il 31, vedremo un po' di commentare quello che sarà successo nell'ultima di andata. Grazie naturalmente a Gianluca Gagliardi. Buon anno a tutti, buon anno a te Franco. Grazie, ricambio mister, e allora restate con noi sulla nostra rete, sempre su Teleeuropa Network. A lunedì prossimo, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!